Buongiorno, ben trovati telespettatrici e telespettatori di Antenna 3. Entriamo in diretta anche per questo martedì 6 dicembre per aggiornarvi su tutti i fronti della cronaca, dell'attualità e della politica. Tanti davvero i fatti di cui vi dobbiamo dare conto, tanti i collegamenti aperti con i vari angoli di questo nord-est. Fra pochissimo andremo a Casale sul Sile per raccontarvi una rapina particolarmente efferata che si è consumata ieri sera. Però prima vi do il sondaggio di Ring, la trasmissione di Ferdinando Avarino che torna anche questa sera a partire dalle 21:15. Questo il sondaggio, questa la domanda aperta che vi poniamo. Un ticket per entrare a Venezia, giusto? Se sì, il numero è quello in verde, 0422 1626 691, se no il numero ovviamente è quello in rosso, 0422 1626 690. La chiamata come sempre è gratuita. L'esito questa sera a Ring con Ferdinando Avarino, che avrà come ospiti, ve li posso già anticipare, Giuseppe Panna della Lega, Giacomo Possamai del Partito Democratico, Fabio Crea di Fratelli d'Italia, poi Andrea De Bernardin, sindaco di Roccapetore, e la collega Tiziana Bolognani. Si parlerà di questa marmolada. Proprio oggi è stato ufficializzato il fatto che gli impianti non riapriranno per l'Immacolata. C'è ancora poca neve, troppa poca neve, quindi non si possono riaprire le piste. Poi sempre a Ring si parlerà per l'appunto di Venezia, il caso del ticket, un caso sempre attuale, in questo caso con Ferdinando Avarino ci saranno Marco Gasparinetti di Terra e Acqua e la collega Ilaria Marchiori. Ma vedo pronta come sempre un'altra collega, Daniela Sizzia, che appunto ci aggiorna su questa rapina di cui vi ho parlato poc'anzi. Ieri sera a Casale sul Sile una donna di fatto aggredita da alcuni malviventi. Buongiorno Daniela. Buongiorno Cristian, buongiorno anche ai telespettatori. Sì, una donna, un altro disabile, che è stata aggredita, picchiata anche, perché in una casa, lei vive in una casa al secondo piano. Queste persone sono entrate mentre lei stava tentando di chiudere la porta. Si tratta di due uomini con un casco integrale. L'hanno spinta, è bastato davvero poco per buttarla per terra, poi le hanno dato due calci sulle costole, tanto da inclinarle due costole. È stata refertata in ospedale, è andata, le hanno chiesto, l'hanno minacciato, le hanno chiesto dov'era la cassaforte. Lei che aveva la cassaforte ha detto io non sono coraggioso, ho detto subito ovviamente dov'era, e dentro aveva circa 350 euro, i soldi che lei aveva fatto prelevare da un'amica solo una settimana prima per poter pagare le tasse. Hanno preso i soldi e sono scappati. Un racconto, quello della signora, circa 60 anni, molto, molto lucido, molto chiaro, ricorda tutto, ricorda che due uomini con il casco integrale avevano un accento dell'est e sulle mani avevano tatuati delle croci. Dice persone decise, determinate. Appena sono arrivate io ero per terra, mi hanno dato due calci per farmi capire che, insomma, che non scherzavano. La cosa che fa pensare è che lei probabilmente era tenuta sotto controllo, lo dice lei stessa, perché ci dice anche 15 giorni prima suonavano al campanello e poi nessuno arrivava alla porta. Quindi probabilmente qualcuno che la controllava. Dice io ho sbagliato perché avrei dovuto andare subito dai carabinieri. In realtà dice pensavo fossero scherzi, probabilmente invece la tenevano sotto controllo e ieri hanno approfittato del buio, perché erano intorno alle 5, 5 e mezza, si sono presentati, hanno salito le scale, sono arrivati alla porta e quando lei stava per chiuderla hanno spinto violentemente la porta e l'hanno fatta cadere per terra. Fra l'altro il cancello, ci diceva, è un cancello che è rotto e quindi si apre manualmente. Questo ovviamente i rapinatori lo sapevano bene. Sono arrivati i carabinieri, questa zona non è una zona illuminata e non ci sono telecamere da nessuna parte. Le indagini ovviamente ora sono affidate ai carabinieri. Come vi ho detto, la donna è stata portata in ospedale per un controllo e le sono state riscontrate la lesione, insomma,
di 2 costole che sono incrinate. Quindi Daniela, il racconto della donna è stato un racconto molto lucido, questa sera lo sentiremo nel corso del nostro telegiornale di Treviso, ha dato dei dettagli importanti anche per l'identificazione dei malviventi. Sì, lei dice, io ovviamente in faccia non li potevo vedere perché il cast era integrale, però certo, ho visto le mani avevano questi tatuaggi con delle croci, lei dice mi sembravano tipo croci che si vedono tipo russe, lei ovviamente questo non lo può sapere, però e dice ed erano sicuramente giovani con l'accento dell'est, questo lo certo, ricorda molto, molto bene, non italiani assolutamente, e adesso dice io ho paura, ho tantissima paura, ne ho presa in quel momento, ma adesso ne ho ancora di più, quindi dice io non apro più, e infatti quando siamo arrivati noi per poterla sentire, insomma lei ha fatto fatica ad aprire, abbiamo dovuto prima presentarci, prima abbiamo dovuto rassicurarla perché è traumatizzata. E tra l'altro Daniela, poi ti lascio, so che hai numerosissimi impegni. L'orario è quello più critico, dalle 5 alle 5 e mezza, dalle 5 alle 6 del pomeriggio. Stiamo raccontando troppi furti, rapine, proprio in quest'ora della giornata. Sì, infatti è l'ora in cui insomma arriva il buio, quindi loro riescono ad entrare più facilmente. È un'ora in cui magari i vicini sono anche al lavoro, perché effettivamente la signora abita in una casa, vicino ci sono la sorella, altri vicini che però erano via in quel momento, per cui hanno agito diciamo anche in maniera abbastanza indisturbata, e sono arrivati e sono riusciti a colpire la cassaforte, come vi ho detto, sapevano che c'era perché l'hanno chiesta e lei l'ha detto subito che era dietro ad un quadro e purtroppo la cassaforte era anche aperta, quindi certo, dice io mai mi sarei aspettata di trovarmi in questa situazione. Daniela, grazie, davvero buon lavoro. Grazie a voi, grazie e arrivederci. Vedremo quindi gli aggiornamenti, gli sviluppi dell'indagine svolta dai carabinieri. Noi adesso parliamo di sicurezza stradale, di incidenti sulle strade. Ieri sera l'ennesimo a Sant'Elena, siamo nel Padovano. L'asfalto reso viscido dalla pioggia è tra le principali cause dell'incidente che ieri sera verso le 20 ha visto protagonista una coppia che viaggiava su un'autovettura in via 24 maggio a Sant'Elena nella bassa padovana, che è uscito dalla carreggiata rovesciandosi sul fianco. Sono subito scattati i soccorsi per estrarre il conducente e la passeggera, rimasti feriti. I vigili del fuoco, arrivati da Este, hanno estratto la coppia per consegnarli ai sanitari del SUEM 118, che li hanno stabilizzati e poi trasferiti in ospedale. Non sono in pericolo di vita. Sul posto anche le forze dell'ordine per i rilievi del sinistro. E a proposito di incidenti stradali, di questa lunga scia di sangue, si allungano i tempi dell'addio al campione Davide Rebellin, travolto ucciso da un tir pirata mercoledì a Montebello Vicentino. Slittano ancora i funerali, il nulla osta sarà dato dal magistrato a conclusione degli esami autoptici. È stata fissata per martedì 13 dicembre l'autopsia sul corpo di Davide Rebellin, l'ex campione di ciclismo, travolto e ucciso da un tir pirata mercoledì scorso lungo la regionale 11 a Montebello Vicentino. La Procura di Vicenza ha incaricato il medico legale Vito Cirielli per l'esame autoptico. Si allungano così anche i tempi per il funerale previsti nel Duomo di Lonigo, dove vive la famiglia d'origine del campione. Solo dopo l'autopsia arriverà il nulla osta del magistrato per poter celebrare le esequie. Sono giorni di attesa per tutti i familiari, la moglie Françoise Antonini Rebellini in primis, con cui il ciclista viveva a Monte Carlo, che ha affidato ai social lo straziante addio al compagno. Angelo mio, l'orrore che hai passato mi strazia, scrive in un post. Andare avanti sapendo che non ci sveglieremo più l'uno nelle braccia dell'altro mi fa a pezzi. E a piangerlo è tutta la comunità di Lonigo, sotto shock anche per le modalità dell'incidente, in cui emerge dalle ricostruzioni della Procura Berica che l'autista alla guida del tir, 62enne, fuggito in Germania e con precedenti commessi in Italia, si sarebbe accorto di quanto accaduto, tanto da scendere dal camion e avvicinarsi al corpo per poi risalire sul mezzo e scappare. Non è possibile che uno si fermi e poi
risalga nel mezzo e vada via. Siamo stati tutti colpiti proprio, una cosa che ci ha toccato veramente. In Germania, da quello che ho sentito lì per televisione, non hanno neanche l'arresto per l'omicidio stradale e via dicendo, insomma. Intanto continua il lavoro della procura. Gli investigatori potrebbero arrivare a chiedere anche una misura cautelare, viste le dinamiche dell'incidente e la fuga dell'uomo, che lavora per una ditta di spedizioni in Germania, indagato per omicidio stradale con omissione di soccorso, per cercare di cristallizzare al più presto ogni singolo elemento utile a ricostruire quanto accaduto. Il lutto e le indagini, ce lo ha fatto il punto, lo ha fatto, lo avete sentito, la nostra Luisa Bertini, ma c'è anche un altro risvolto con il CONI che vorrebbe ridare la medaglia olimpica d'argento a Rebellin, medaglia che perse per doping, venendo poi assolto 7 anni dopo. Siamo per il recupero della medaglia d'argento di Davide Rebellin a Pechino. A dirlo è stato il presidente del CONI Giovanni Malagò a margine di un incontro a Verona, che ha precisato come la decisione non dipenda però dal CONI, in quanto ci sono organismi internazionali. Cerchiamo di capire cosa si può fare, ha concluso Malagò, dopo quello che è successo. Davide Rebellin, il campione di ciclismo vicentino, tragicamente scomparso il 30 novembre dopo essere stato travolto da un camionista pirata, si era infatti visto privare della medaglia vinta nella prova su strada ai Giochi di Pechino 2008 per una positività al doping che lui aveva sempre contestato, venendo poi assolto successivamente 7 anni dopo dalla giustizia ordinaria. Intanto ieri è stata fissata la data per l'autopsia del campione al 13 dicembre. Con lo slittamento dell'esame alla settimana prossima si allungano così i tempi per il funerale previsti nel Duomo di Lonigo, dove vive la famiglia. Ritorniamo alla cronaca e ritorniamo nel Padovano, a Padova, in piazza Mazzini, dove sono state arrestate 2 giovanissime. Si erano nascoste nel bagno di un bar di piazza Mazzini. I titolari del locale, insospettiti dal comportamento di 2 giovanissime clienti, hanno quindi chiamato i carabinieri. Quando i militari sono intervenuti, però, le giovani si sono scagliate contro di loro, insultandoli. Una di loro, 18 anni, è stata arrestata, la complice minorenne, invece, denunciata. Le 2, poco prima, avevano rubato una bottiglia di birra in un supermercato di Corso del Popolo. Al momento del controllo è emerso che si erano rese protagoniste di un altro furto lo scorso venerdì, sempre in un supermercato, in piazza Mazzini. Quando sono state scoperte, per guadagnarsi la fuga, hanno spruzzato spray urticante contro una commessa e preso a pugni un'altra dipendente. Gli hanno chiesto una sigaretta e quando ha risposto che non ne aveva è stato aggredito e picchiato. La polizia locale di Verona indaga sul brutale pestaggio che ha visto cadere sotto i colpi del branco un cameriere 21enne finito in ospedale in serie condizioni. Il fatto è accaduto 2 sere fa nella zona di piazza Viviani. Un grave atto di violenza che ha riportato alla mente la tragedia che scosse nel 2008 la comunità di Verona, la morte di Nicola Tommasoli, ucciso di botte proprio per essersi rifiutato di cedere una sigaretta. Intanto lo possiamo vedere dall'arena.it, il cameriere aggredito dice: ridotto così per una sigaretta, provo tanta rabbia. I responsabili del pestaggio sarebbero stati filmati dalle telecamere della zona. La polizia locale del capoluogo scaligero è per l'appunto al lavoro per rintracciare i giovani coinvolti, così dunque lo vedete sull'arena di Verona. E noi cambiamo decisamente argomento, andiamo nel bellunese, ci colleghiamo con la nostra Tiziana Bolognani perché nelle scorse ore ANAS ha dato 3 importanti annunci in uno: il via libera attesissimo, per certi versi inatteso, alla realizzazione delle varianti di Valle di Cadore, Tai e San Vito. Questo in vista delle Olimpiadi 2026. Ma vedo Tiziana, a te la linea, buongiorno.
Sì, buongiorno, e proprio come hai detto tu, ieri ANAS ha portato un regalo anticipato, in anticipo di Natale o se volete di San Nicolò, alla provincia di Belluno, perché per davvero con la pubblicazione dei 3 bandi di gara domani in Gazzetta Ufficiale si mette un punto ai problemi della viabilità annosi sulla 51 di Alemagna. 3 le varianti, fanno tutte parte del piano Cortina, lavori attesi per i mondiali 2021 che hanno subito evidentemente dei ritardi e che invece, stando a quanto annunciato dall'ANAS, potrebbero essere già pronti per la fine del 2025. Tra le varianti, lo ricordiamo, San Vito Tai, cioè quella di Valle di Cadore, che finalmente vedrà superare, grazie a questa progettazione, quella curva impossibile che crea rallentamenti alla circolazione viaria non solo durante la stagione turistica ma anche proprio per il traffico quotidiano di pendolari e lavoratori. È vero, Sindaco? Con noi c'è la Sindaca di Valle di Cadore, Marianna Hofer, che è chiaramente soddisfatta. Beh, credo che per la mia comunità sia un traguardo storico, si parla di modifiche alla viabilità di valle almeno dagli anni 90 e adesso insomma le vediamo messe a terra. Non risolvono tutta la criticità del traffico, questo è evidente, però per Valle di Cadore significa poter tornare a vivere in una parte molto bella che è la borgata storica di Costa, con una galleria che è poco più di 600 metri, quasi 700, che taglierà tutto la parte insomma che dal comune arriva alla fine dell'abitato. Ecco, questa galleria, questa progettazione abbiamo detto è fondamentale. Quanto costerà? Beh, i costi sono aumentati molto, partivamo da 40 milioni, siamo a 75. È un'opera importante che, ripeto, non risolve, perché questa è un po' la critica che mi viene fatta, tutti i problemi, ma credo che la politica del sempre contro, del tutto brutto, che gli altri non sono capaci di fare, non paghi. Dagli anni 90 cercavamo una risposta così definitiva che non può esserci sul traffico, quindi è giusto che iniziamo da questa galleria a valle, che poi potrà essere naturalmente migliorata o allungata verso l'abitato di Venassa. Ed è giusto anche sapersi alle volte accontentare e riconoscere il grande lavoro che ha fatto ANAS. Le critiche lei non le ha risparmiate all'ANAS? No, ho chiesto che oltre alle grandi opere ci sia grande impegno per le piccole opere, quali ad esempio il taglio delle piante a bordo strada per una fascia di rispetto, attenzione ai muri di sopra la strada e di sotto scarpa. Con ANAS c'è un rapporto diretto, però è anche vero che tutti i ritardi non sono colpa di ANAS. E di chi sono? Beh, insomma, il decreto di ottemperanza era un procedimento ministeriale, e qui mi fermo, se no poi le critiche potrebbero essere a altri livelli, ecco. Comunque adesso lei lo ha annunciato, i cittadini evidentemente sono molto soddisfatti, perché è davvero un peso quel blocco, quella fermata pesante al semaforo, quelle lunghe attese, quelle lunghe code che hanno creato e che creano inquinamento. Beh, assolutamente sì, ripeto, alcuni sono ancora critici e scettici ed è giusto che sia così. Ci saranno poi anche altri lavori di miglioria che man mano con ANAS andremo a sviluppare. Credo che alla fine gli scettici e i critici rimarranno come sempre una piccola parte. Grazie alla Sindaca di Valle di Cadore, Marianna Hofer. Allora, lo ripetiamo, più di 250 milioni di euro, le varianti San Vito, Tai e Valle di Cadore, più altri interventi che verranno svolti lungo la 51 di Alemagna, compreso il completamento della Smart Road. Da Belluno è tutto, restituisco la linea. Grazie Tiziana, grazie davvero a te Stefano Bozzi per la parte tecnica e alla Sindaca di Valle di Cadore Marianna Hofer. Da Belluno a Venezia in questura con la nostra Ilaria Marchiori, Sandro Ponchio, un ospite davvero graditissimo. Buongiorno Ilaria.
Sì, buongiorno Cristian, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo qui insieme al dottor Maurizio Masciopinto, il questore di Venezia, tra l'altro ai tempi strettissimi perché sarebbe già dovuto scappare al termine di questa conferenza, ma è rimasto proprio per poterci dedicare qualche minuto in questa diretta al termine di questa conferenza. Allora, dottor questore, è fondamentale evidenziare quanto sia importante la prevenzione nei vari ambiti, e proprio questo è stato il motivo di questa conferenza, per evidenziarne l'importanza nei vari settori, per quanto riguarda la violenza sulle donne, per quanto riguarda le baby gang, per quanto poi riguarda anche la sicurezza in generale. Ma sicuramente oggi abbiamo un po' dato il risultato e l'efficacia di una medicina che abbiamo usato e che abbiamo adottato contro alcuni fenomeni. Abbiamo raccontato i risultati che avvenuti anche dell'utilizzo dei nuovi DASPO che sono stati previsti, quello Willy e il Datur, che bloccano sostanzialmente la libertà di circolazione dei giovani che compiono atti efferati magari in gruppo, quelle famose che vengono chiamate baby gang, o i comportamenti della violenza metropolitana sulla cosiddetta movida violenta. Abbiamo raccontato oggi anche tutte le misure di prevenzione che vengono svolte per arginare il fenomeno della violenza sulle donne. Sono dei risultati importanti in un anno, non dimentichiamolo, post pandemia, che ha influito anche sui comportamenti dei soggetti. Noi raccontiamo risultati sostanziali che, devo dire, hanno prodotto anche delle redenzioni, che questo non è da sottovalutare. È proprio l'obiettivo che si pongono le misure di prevenzione: indurre comportamenti diversi da parte delle persone che ne sono colpite, i giovani in alcuni casi, i mariti, i compagni, gli uomini che usano violenza sulle donne. Poco fa lei ha detto: noi non accettiamo il fatalismo. Che cosa significa? Sì, cioè non ci sto ad accettare il fatalismo che oggi pervade la cultura di molti giovani, cioè che alcune quantità di casi siano inevitabili, cioè che siano inevitabili le morti sulla strada, le morti per droga o le risse durante le serate dei giovani. Ecco, poi un'altra cosa, adesso arriva subito anche l'acqua, perché ovviamente quando ci sono gli ambienti poi abbastanza secchi abbiamo anche noi bisogno di bere un goccino d'acqua, altrimenti poi arriva la tosse, lo so anch'io per esperienza. Allora, questione Via Piave, lei anche poco fa ha avuto una segnalazione, perché su Via Piave avete dato veramente un intervento importante che tra l'altro arriva da una collaborazione, da una sinergia con le altre forze dell'ordine. Ma lì stiamo operando nell'ambito delle direttive del prefetto, che ha stabilito in sede di Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica provinciale, e lì, grazie al funzionamento perfetto della squadra, una squadra fatta di Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Locale, stiamo lavorando a un'operazione mirata di espulsioni che sta dando grandissimi risultati, in sinergia naturalmente anche col Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con la Direzione Centrale Immigrazione. Insomma, è una grande orchestra che sta suonando in questo caso una musica molto mirata. Stiamo lavorando sulle espulsioni, quindi questo porterà sicuramente a un mutamento anche della realtà sul territorio. Devo dire che i risultati si vedono, e posso testimoniare una cosa: io che vado spesso adesso la sera col mio capo della squadra mobile a passeggiare lì, mi sono trovato in un bar un caffè pagato, e questa, voglio dire, sono quelle piccole soddisfazioni di un poliziotto che dopo 39 anni e 6 mesi ancora lavora, come diciamo noi nel nostro gergo, sui marciapiedi, e quindi trovarsi in un bar un caffè pagato è stata una grandissima soddisfazione, perché e questo, voglio dire, lo condivido con i colleghi, comandanti provinciale dell'Arma dei Carabinieri, comandante provinciale della Guardia di Finanza, col comandante Agostini. Cioè, devo dire, qui abbiamo una grande squadra che, una volta individuato l'obiettivo, lavora in maniera sinergica. Questo è un fattore importante, perché vedete, uno dei valori della sicurezza in questo Paese, che trova le sue radici nella legge 121 dell'81, la riforma della polizia, è quello del coordinamento. Il coordinamento è l'anima del risultato. In questo territorio abbiamo un grande coordinamento, io ne sono molto soddisfatto, nella mia qualità di autorità tecnica di pubblica sicurezza, e quindi sono
molto contento di quello che stiamo facendo tutti insieme. Una grande squadra e quindi un grande risultato. Ecco, espulsioni ce ne sono state anche oggi. Assolutamente, mentre oggi ragionavamo di misure prevenzione mi è arrivata un SMS del mio ufficio immigrazione che sta già trattando 3 immigrati fermati dall'Arma dei Carabinieri. Ecco, la squadra funziona, grande collaborazione, grandi risultati. Ecco, queste sono operazioni che noi vediamo adesso, ma su cui in realtà si sta lavorando già da tempo. Ma sì, io credo, mi rendo conto le esigenze di cronaca, però capirete, per noi, come vuol dire, che abbiamo nel DNA l'attività di polizia, ci piace il racconto del risultato, non ci piace il racconto, quello che si chiama l'annuncio. Noi non amiamo l'annuncio. Oggi parlavamo di misure di prevenzione perché abbiamo raccontato un anno di attività che ha fatto sì che la nostra direzione anticrimine sia stata individuata dal direttore centrale Messina e dal capo della polizia a rappresentare Venezia in una speciale udienza con il Papa, proprio in tema di misure di prevenzione contro la violenza delle donne. L'ufficio anticrimine che rappresentava questi uffici era quello di Venezia. Credo che questo sia un bel risultato che oggi mi ha fatto piacere condividere con gli organi di informazione, anche perché il racconto che fate di queste misure diventa esso stesso una prevenzione. Quindi grazie anche del vostro lavoro. Ecco, noi sappiamo che lei ha incontrato anche direttamente i cittadini, i residenti di Via Piave all'interno del camper della polizia. Quanto importante è stato questo incontro? Ma io credo, allora, un poliziotto la mattina quando esce di casa dice alla propria moglie: ciao, ti saluto, io vado di servizio. Questo è il nostro gergo, proprio per indicare un'attività che si pone al servizio dei cittadini. Noi forniamo servizi, il nostro servizio è la sicurezza. E come si fa a fornire un servizio se non ascolti il cliente? Quindi il bisogno del cliente e un audit è estremamente necessario, quindi è un pezzo importante e determinante della nostra organizzazione. È inimmaginabile strutturare un'attività senza sentire l'audit del cliente, quindi non credo di non aver fatto nulla di speciale, ma semplicemente completare il quadro informativo per mirare meglio la nostra azione. Ascoltarli è stato importante perché ti portano sempre un elemento di novità, soprattutto perché avviene in un contesto che non sono i nostri uffici, che mi rendo conto possono sempre trasmettere, voglio dire, una certa difficoltà per il cittadino che viene, ma nella strada dove magari loro abitano, dove loro fanno la spesa, dove insomma consumano la loro vita quotidiana. Bene, dottor Questore, la ringrazio, la lascio tornare in servizio così non le porto via troppo tempo. Ringraziamo il dottor Maurizio Masciopinto, Questore di Venezia. Restituisco la linea allo studio. Ilaria, grazie davvero a te Sandro Ponchio e al Questore Masciopinto per questa fotografia della realtà veneziana. Noi adesso apriamo una breve pagina di economia. È una notizia che sta facendo il giro d'Italia e non solo, ve l'abbiamo data ieri sera. Snam, il principale operatore europeo nel trasporto e nello stoccaggio di gas naturale, ha concluso con successo una serie di test che prevedevano l'utilizzo di idrogeno come combustibile per alimentare le turbine a gas dell'impianto di compressione del gas naturale di Istrana. Siamo nel Trevigiano, lo ha comunicato, come vi dicevo, la società che definisce questa sperimentazione prima del suo genere nel mondo, quindi non solo in Europa. Il test, spiega Snam, ha dimostrato la compatibilità delle varie componenti dell'impianto con l'impiego di una miscela di idrogeno al 10% con il gas naturale. L'impianto Snam di Istrana è una delle 13 stazioni di compressione posizionate lungo la rete di trasporto nazionale di gas naturale, la prima a livello nazionale in cui è stata installata una turbina in grado di funzionare a idrogeno. Ecco, se volete possiamo vedere anche il titolo che fa oggi il Gazzettino. Nel suo dorso nazionale: Snam un successo, il test Istrana, l'idrogeno spingerà il gas in Italia. Insomma, staremo a vedere. Di certo si tratta di una notizia molto importante in questo frangente storico, ed è una notizia economica di un certo rilievo, quella che arriva da Agordo, da Milano, sedi del gruppo Luxottica, meglio dire Silux, come sapete Luxottica che si è fusa con il gigante francese
francese Essilor, dando vita da pochi anni al gigante dell'occhiale ottica mondiale, perché è stato siglato un contratto di licenza decennale con Swarovski. Tutti conoscete il marchio, e sarà prodotta, la faccio breve, la nuova linea di occhiali Swarovski da Luxottica negli stabilimenti quindi italiani del gruppo, anche ad Agordo, e questo a partire dal prossimo anno. Come vi dicevo, la scadenza per questo contratto è per il 31 dicembre del 2028 con opzione di rinnovo automatico per ulteriori 5 anni. Da un lato quindi il savoir-faire, così viene definito da una nota congiunta di Swarovski, con l'artigianalità, l'innovazione e le competenze di Luxottica. Rimaniamo per certi versi nell'Agordino, ma per una notizia di tutt'altro tenore. Ne abbiamo parlato rapidamente in apertura. È ufficiale, manca la neve, slitta l'apertura degli impianti in Marmolada. L'imbiancata delle scorse ore non basta quindi per far aprire la stagione dello sci sul massiccio dopo lo stop imposto, come sapete, dalla tragedia del 3 luglio scorso, che costò appunto la vita a 11 alpinisti. Poi appunto l'area è stata in qualche modo liberata da divieti e restrizioni, e si confidava di riaprire gli impianti per l'Immacolata, ma purtroppo la neve caduta non è sufficiente, quindi niente ponte dell'Immacolata sulla neve per quanti speravano di lanciarsi lungo le piste del comprensorio. Quella della Marmolada è la pista più lunga. Modificare le date di apertura delle strutture è stato nelle ultime ore il consorzio Dolomiti Superski. Al momento slitta al 22 dicembre l'utilizzo delle 3 funivie che portano il ghiacciaio, attivi invece gli impianti del Falzarego e 5 Torri nel comprensorio di Cortina. Così dunque l'aggiornamento che dovevo darvi appunto per quanto riguarda la Marmolada. Noi adesso andiamo in pubblicità, rientriamo fra pochissimi minuti. Ritorniamo in diretta per raccontarvi questo martedì 6 dicembre a nord-est, a Padova, subito per tutti gli aggiornamenti sul fronte dell'inchiesta sulla curva sud dell'Euganeo. Il comune di Padova chiederà il dissequestro e ingaggia il presidente dell'Ordine degli Avvocati come consulente. Facciamo il punto. Dopo la revoca dei lavori per il rifacimento della curva sud dello stadio Euganeo alla ditta Estil, coinvolta nell'inchiesta per i subappalti abusivi, il comune di Padova intenta una nuova azione contro l'azienda, valutando la possibile richiesta di risarcimento danni. Per questo l'amministrazione comunale ha nominato come consulente legale agli uffici di avvocatura Leonardo Arnau, presidente dell'Ordine degli Avvocati di Padova. Rispettiamo e rispetteremo ogni altra decisione che attenga ad altre istituzioni rispetto al protocollo di legalità che è stato recepito nel contratto d'appalto, e parlo evidentemente in particolare delle decisioni di ANAC, ma riteniamo appunto che in virtù della citazione dell'articolo 1456 del Codice Civile, quella risoluzione del contratto sia già operante e sia in tal senso appunto operativa. La valutazione ulteriore è quella di valutare l'opportunità, la possibilità di promuovere un'azione di risarcimento del danno. Entro il 20 di dicembre il Tribunale del Riesame dovrà pronunciarsi sulla revoca della misura interdittiva al legale rappresentante della Estil. Nel frattempo il Comune si sta anche muovendo per chiedere il dissequestro del cantiere della curva per poter consentire all'opera di essere completata. L'obiettivo è certamente quello di poter disporre del cantiere della curva dello stadio Euganeo per poter evidentemente completare i lavori. Questo lo faremo in piena collaborazione con l'autorità giudiziaria procedente. Così dunque a Padova. Mi ha raggiunto in studio, lo saluto e lo ringrazio, il sindaco di Mogliano Veneto, Davide Bortolato. Buongiorno sindaco. Buongiorno, un altro sindaco collegato via Skype da Jesolo, il primo cittadino della città balneare, Christopher De Zotti. Buongiorno sindaco.
Buongiorno a tutti e grazie per l'invito. Grazie a lei. Io partirei dalle parole pronunciate poco fa da Sergio Mattarella, dal Capo dello Stato, presente al Festival delle Regioni e delle Province Autonome, lo riporta anche l'ANSA.it. Al PNRR è legato il futuro dell'Italia oltre il 2026. Il monito di Mattarella, perché lo definisco monito? Perché giusto ieri il Premier Meloni diceva il PNRR da solo non basta, l'Unione Europea faccia di più a partire dall'energia. Sindaco Bortolato, fa bene il Presidente della Repubblica Mattarella a blindare il Piano Nazionale di Ripartenza e di Resilienza? Sì, va bene assolutamente. Bisogna pensare a quello che è il nostro futuro energetico, al renderci indipendenti il più possibile, e quindi una parte delle risorse vanno assolutamente destinate a questo. Noi tra l'altro a Mogliano siamo stati destinatari di un'importante cifra dal PNRR, stiamo parlando di 5,6 milioni, e parte di queste vanno proprio verso la mobilità sostenibile, verso sistemi alternativi di mobilità che naturalmente inquinano poco e consumano poca energia. Mi riferisco a piste ciclabili soprattutto. Quindi la progettualità è pronta, dovete solo partire, sì, mi pare? Sì. Stiamo progettando, ci sono dei tempi strettissimi, c'è tanta burocrazia, ahimè, anche qui, il PNRR purtroppo non ne è esente, e stiamo progettando una importante pista ciclabile sul Terraglio che andrà a collegare Mestre con Mogliano Veneto, con il centro di Mogliano, un'opera attesa da anni che permette di rendere appunto ciclabile questa importante arteria e che di fatto va a collegare il nostro comune con Venezia. Poi ci sono altri ambiti dove siamo stati destinatari di fondi per il PNRR, in particolare andiamo a sistemare anche le aree pedonali, quindi anche qui andiamo a mettere in sicurezza l'utenza debole, diciamo così, pedoni e ciclisti, con la riqualificazione del centro storico di Mogliano, in particolare di via Don Bosco e della piazza Caduti, ma anche fondi che vanno verso della digitalizzazione dei servizi che i comuni danno ai cittadini. Anche qui 360.000 euro per partire con tutti quei servizi che oggi possono essere dati tramite l'informatica, quindi l'accesso tramite SPID, l'accesso tramite CIE, rendere i nostri siti, il nostro sito informatico accessibile. Quindi la progettualità insomma c'è, e mi pare anche importante. Ce la farete per il 2026? Dobbiamo appaltare i lavori entro luglio 2023, questo è un vincolo importante, quindi stiamo correndo per portare a casa e realizzare le opere previste. Comunque anche qui purtroppo io sento un po' gli uffici, c'è il grosso problema della burocrazia e di tutti quegli adempimenti che chiedono. E quindi diciamo forse il termine la sento un po' perplesso. Bisogna correre anche sul fronte ad esempio delle case di comunità, è un bando di finanziamento che sta seguendo la ASL con i suoi uffici, ne sono state identificate diverse all'interno della nostra provincia, una anche a Mogliano, quindi anche qui andremo a ristrutturare il nostro distretto sociosanitario e anche qui stiamo facendo veramente le corse insieme con l'ASL per portare a casa e realizzare le opere. Sindaco De Zotti, a Jesolo invece il PNRR come sarà declinato? Sì, anche noi siamo stati bravi, e qui diamo atto anche alle amministrazioni che mi hanno preceduto, nel riuscire a entrare nella partita PNRR. Anche noi siamo destinatari di una somma di circa 5 milioni di euro che è stata anche nel nostro caso indirizzata sulla mobilità sostenibile, quindi verranno realizzate 3 piste ciclabili sia nella zona turistica che nel paese e nelle frazioni. Abbiamo un altro finanziamento che riguarda la rivitalizzazione di un edificio di proprietà comunale che è chiuso da molti anni e che diventerà un museo per diciamo, la valorizzazione di tutta la parte archeologica della nostra città. Confermo che anche da parte nostra gli uffici corrono, ma abbiamo qualche interrogativo rispetto non tanto alla possibilità di essere in grado di presentare i progetti, quanto di vincolarci
rispetto alle tante burocrazie che ci sono in questo campo. Quindi questo è il primo problema. Quindi il PNRR è stato sicuramente una boccata d'ossigeno per gli investimenti dei nostri territori, perché tutti questi progetti non avremmo mai potuto finanziarli con il bilancio comunale, però c'è la necessità che poi questi progetti possano correre, perché giustamente abbiamo delle tempistiche molto strette e non sempre è facile rispettarle. E possano correre anche con i rialzi delle materie prime, che è un po' la richiesta del Premier Meloni. Esatto, anche questo è un tema importante, e credo che comunque il PNRR sia un buon esempio di come si possono indirizzare le spese pubbliche verso spese produttive, perché è vero che abbiamo dato tante risposte sulle piste ciclabili, su altri temi, però abbiamo veramente tanti problemi che devono affrontare i comuni, in primis, e questo è un tema all'ordine del giorno, l'efficientamento energetico degli edifici pubblici, quindi i municipi, le scuole, i centri civici. Sono interventi che costano tanti soldi, costano centinaia di migliaia di euro e che non sono minimamente avvicinabili per i bilanci dei comuni. Certo. E se diciamo nei prossimi mesi potesse esserci una risposta o delle opportunità in questo senso, sicuramente riusciremo anche a dare diciamo così, un impulso all'economia, perché ovviamente il settore edilizio ne avrebbe una ricaduta evidente. Voi avete parlato entrambi di progettualità di fatto per la sicurezza stradale. È un tema ricorrente del quale noi da cronisti stiamo parlando incessantemente da mesi, vista la scia di sangue che si sta registrando sulle nostre strade. Uno degli episodi più sanguinosi, assurdi di quest'anno è stata la tragedia del Terraglio. Il sindaco Bortolato di Terraglio ha parlato poco fa. Io ritornerei sulla cronaca delle scorse ore e ritornerei sulla richiesta di rito abbreviato per Ronny Levakovic, il 25enne di etnia rom che tamponò e uccise sul Terraglio, era la primavera scorsa, 2 donne. Il 24 marzo la BMW di Ronny Levakovic tamponò violentemente l'auto di Mara Visentin e Miriam Cappelletto, uccidendole entrambe. Il giovane 25enne di etnia rom fu accusato di duplice omicidio stradale aggravato dal fatto di essere stato trovato al volante con un tasso alcolemico oltre i limiti di legge. A distanza di 9 mesi da quella tragedia, il suo avvocato Francesco Murgia chiederà il rito abbreviato, richiesta che depositerà entro la fine di questa settimana. La logica di questa vicenda è nella considerazione che ogni elemento è stato preso in considerazione. Quando questo avviene e nulla di quanto potrebbe derivare da un'eventuale istruttoria dibattimentale può giovare alla definizione, credo che la logica sia nella direzione di una scelta di questo genere. Il 17 gennaio Ronny Levakovic sarà davanti al GUP Piera De Stefani per l'udienza preliminare, in cui chiederà di essere giudicato con rito alternativo. Questo gli consentirà, in caso di condanna, di beneficiare dello sconto di 1/3 della pena complessiva. Sulla tragedia avvenuta quel giorno lungo il Terraglio a Preganzioli, il 25enne ricorda poco, dice l'avvocato. Lui ha piano piano preso consapevolezza dell'enormità di quanto è avvenuto. È sicuramente molto molto addolorato, ma è ancora una persona fisicamente molto provata. Gli effetti, le conseguenze di quel sinistro sono ancora molto forti su di lui, sia da un punto di vista fisico che da un punto di vista emotivo. Ha difficoltà a ricordare e non ha la possibilità di ricostruire gli avvenimenti. Non è in grado di contribuire al chiarimento dei fatti, conclude l'avvocato Murgia. È consapevole dell'enorme tragedia che ha provocato, ma non ricorda il momento in cui l'impatto è avvenuto. Credo che sia un meccanismo psicologico abbastanza noto, si chiama rimozione, ma che in questo momento ancora perdura nella sua mente. Non è un atteggiamento processuale perché vi è poco da negare, nel senso che è evidente la dinamica, è assolutamente pacifica la consecuzione degli avvenimenti. È altrettanto chiaro che però nella valutazione di responsabilità dovranno essere posti in luce tutti gli avvenimenti e tutte le circostanze. Ed è altrettanto chiaro, lapalissiano, che ci sono 2 vite spezzate e 2 famiglie distrutte. È un fatto che ha interrogato moltissimo questo di Levakovic, sindaco. Sì, assolutamente. Purtroppo non è un episodio isolato, nel senso che vediamo spesso queste tragedie.
causa l'alta velocità che avviene, insomma, anche sul terraglio spesso assistiamo ad auto che sfrecciano a tutta velocità, e su questo stiamo facendo operazioni di controllo, insomma, serrate, ma soprattutto bisogna fare un'azione culturale a monte, secondo me, cioè non è più ammissibile di vedere persone che guidano in stato di ebbrezza, e non è più ammissibile vedere tanti automobilisti distratti. Abbiamo anche da poco fatto un funerale di un giovane moglianese, ex rugbista, abbiamo proprio fatto il funerale presso gli impianti del rugby, è avvenuto questo incidente a Feltre dove si è spezzata questa giovane vita. Attenzione alla guida deve essere sempre posta, il cellulare quando si sale in auto deve essere dimenticato assolutamente, perché è causa di distrazioni che creano incidenti, ahimè, spesso mortali. E di sicurezza stradale si occupa spesso, lo so, il sindaco di Jesolo. Tra l'altro Jesolo, come sapete, è capitale della Movida, e vanno fatte delle azioni anche specifiche. Sindaco. Sì, io mi sento in piena sintonia con il collega di Mogliano, perché il tema della velocità è una costante nella mia agenda politica. Io ricevo costantemente, ogni giorno, segnalazioni su velocità sconsiderate praticamente in tutte le vie del nostro territorio, quelle residenziali, quelle diciamo che hanno una valenza anche quasi pedonale come la via Bafile, e nonostante tutte le azioni che possiamo fare, installare i dossi, fare i controlli mobili con gli autovelox e tutto quello che si può fare in termini di prevenzione, mi rendo conto e mi riaggancio al collega che è proprio una questione culturale. Purtroppo dobbiamo tutti, da utenti della strada, ci mettiamo in primis noi sindaci, essere consapevoli che quando abbiamo un mezzo, guidiamo un mezzo, siamo delle potenziali minacce per gli altri utenti della strada, sia quelli che circolano in auto ma anche poi gli utenti deboli. Quindi realmente ci vuole un grande sforzo culturale, e io mi sto chiedendo quali azioni in più si possono fare. Sicuramente talvolta anche delle azioni dimostrative. Noi il 21 di dicembre saremo ricevuti da Mattarella come conferenza di sindaci del Veneto Orientale per portare l'attenzione sul tema della terza corsia in A4 che purtroppo in maniera cadenzata porta la perdita di vite umane, ma dobbiamo cercare di elevare il grado di consapevolezza di chi usa le strade, perché la sicurezza al 100% purtroppo né le amministrazioni né le forze dell'ordine riescono a garantirla. Il 100% lo si raggiunge solamente con lo sforzo di chi utilizza i mezzi, e deve capire che ogni distrazione, ogni eccesso di velocità può potenzialmente causare la perdita di una vita umana. Quindi il 21 dicembre, se non sbaglio, alle 17, l'appuntamento al Quirinale tra i sindaci del Veneto Orientale e il Capo dello Stato Mattarella. Di A4 abbiamo parlato tantissimo in quest'anno, forse come non mai, e il nodo è di somma urgenza e priorità. Vedo collegata per tutti gli aggiornamenti di cronaca dal Padovano la nostra Valentina Visentin. Buongiorno Valentina, dove ti trovi? Sì, buongiorno Cristian, mi trovo in via Marostica, quartiere Paltana di Padova. Alle mie spalle il condominio dove ieri sera c'è stato un misterioso incidente, una caduta su cui sta indagando la polizia. Un ragazzo di 19 anni è precipitato dal terzo piano della tromba delle scale finendo nell'androne condominiale. Sembra che il ragazzo fosse arrivato a casa e si fosse reso conto di essere senza le chiavi dell'appartamento che condivide con il papà, che in quel momento era al lavoro. Dopo aver suonato numerosi campanelli, il ragazzo è riuscito ad entrare nel condominio. Una vicina di casa dallo spioncino del portoncino l'ha visto salire le scale in modo piuttosto agitato.
e dopo pochi secondi la luce si è spenta e si è sentito il tonfo, un rumore sordo che ha allarmato i condomini che hanno visto subito il corpo riverso a terra del ragazzo nell'androne. Immediatamente hanno allertato il 118, sul posto sono arrivati i medici che hanno stabilizzato il ragazzo, l'hanno portato d'urgenza in azienda ospedaliera a Padova, dove è tuttora ricoverato in gravissime condizioni, sta lottando tra la vita e la morte ed è in prognosi riservata. Sul posto è intervenuta anche la polizia per tutti gli accertamenti. In queste ore sono sentiti ovviamente i testimoni, i condomini che erano presenti in casa nel momento della caduta che è avvenuta intorno alle 8 della sera, e anche il padre del ragazzo, un ragazzo che appunto è stato notato perché era molto agitato ieri sera quando stava cercando di raggiungere l'appartamento al terzo piano di questo condominio. La polizia sta indagando, ovviamente non si esclude nessuna ipotesi, dal gesto volontario al drammatico incidente. Il ragazzo potrebbe anche essere scivolato mentre cercava di raggiungere l'appartamento salendo in fretta le scale. Ovviamente maggiori dettagli su questa vicenda di cronaca nelle nostre edizioni serali dei telegiornali. Di fatto. E poi c'è anche il cordoglio, il lutto per la morte di un altro giovane padovano di cui abbiamo parlato molto. Sì, e tra le altre cose appunto la cronaca in questi giorni a Padova, purtroppo abbiamo raccontato dell'incidente stradale di Riccardo Faggin, il giovane che è morto in un incidente stradale lo scorso lunedì alla sera di quello che doveva essere il giorno della sua laurea. Il giorno dopo doveva laurearsi, laurea che però invece non era prevista dall'università perché al ragazzo mancavano ancora molti esami prima della discussione. È stata fissata la data dei funerali che si svolgeranno domani alle 15 nella sala polivalente della parrocchia di San Martino nel quartiere di Volta Brusegana, ma i genitori ci hanno fatto sapere che domani mattina è prevista anche l'apertura della camera ardente del ragazzo dalle 11:30 alle 14. Chi vorrà potrà recarsi all'obitorio civile di Padova in via Cornaro per porgere un ultimo saluto a Riccardo, e proprio perché sono attesi tantissime persone, familiari e amici, il parroco ha deciso di celebrare i funerali nella sala polivalente per avere così maggior spazio per poter accogliere tutti quanti. Quindi domani alle 15 il funerale di Riccardo Faggin. Da Padova è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Valentina, grazie davvero per tutti questi aggiornamenti da Padova. Sindaco Bortolato, ieri tra l'altro c'è stato un episodio inquietante e preoccupante di cronaca a Mogliano. Un ragazzo e una ragazza è salita sul tetto del Berto. Sì, un episodio che ha scosso anche gli studenti, sembra che la ragazza si volesse togliere la vita. Fortunatamente sono intervenuti lo psicologo dell'istituto e un altro insegnante, insomma nel frattempo sono arrivate le forze dell'ordine, è arrivato anche il 118 e la ragazza insomma poi ha cambiato idea. Purtroppo episodi che in questo periodo post-Covid succedono, manca un po' anche qui un po' la vicinanza, insomma ai ragazzi spesso si pensa troppo in questa cultura dell'avere, questa cultura del materiale, spesso si dimentica l'aspetto spirituale, si dimenticano i veri valori, e anche qui va fatto un'importante azione culturale. Noi ad esempio... Ma la ragazza ha spiegato, l'avete in qualche modo aiutata, è intervenuto uno psicologo? Sì, cosa è successo? Lo psicologo dell'istituto del Berto insomma, ha scongiurato insomma, il peggio ed è riuscito a far cambiare idea alla ragazza, e poi non si hanno altre notizie, ecco. Assistiamo a episodi insomma strani, e proprio per questo abbiamo anche nelle scuole medie in questo caso attivato un progetto, si chiama
progetto mediazione scaturito un po' dopo appunto il Covid e alcuni episodi simili a questo, che va ad intercettare un po' il disagio giovanile. Questo anche dopo l'aggressione a Marta Novello, sì, mi pare di ricordare, sì, questo progetto era stato lanciato anche... Abbiamo degli educatori che operano all'interno delle scuole, operano nei parchi pubblici per intercettare, ecco, il disagio e avviare i ragazzi che hanno bisogno in particolari percorsi anche lavorativi, insomma in percorsi anche di giustizia riparativa. Tramite questo strumento, insomma, si va a capire, a intercettare e a prevenire l'evolversi magari di situazioni che possono peggiorare. Ora la ragazza, tornando alla ragazza, è tranquilla? Da quello che abbiamo capito sì, insomma, è tranquilla e insomma ed è sostenuta, seguita, diciamo. Sì. E sarà sostenuta, questo è un impegno importante. Sindaco De Zotti, se parliamo di giovani, disagio giovanile, in queste settimane abbiamo parlato tanto anche di bullismo, gli esperti ci dicono che è un fenomeno in aumento soprattutto tra i giovanissimi in varie forme. E lei che cosa ci può dire? Che sentore ha? Qual è il suo polso della situazione? Ma fortunatamente in questo momento casi eclatanti sul nostro territorio non ce ne sono. Questo non significa che il livello di attenzione non sia alto, quindi anche da noi 2 istituti comprensivi in collaborazione con l'amministrazione, con l'ASL, hanno dei percorsi ovviamente di monitoraggio ma anche di sensibilizzazione e sempre di più stiamo con l'ufficio politiche sociali e istruzioni del comune cercando di dare un pochino questo indirizzo ai ragazzi, che è quello di cercare di affrontare questo ritorno alla socialità dopo i 2 anni di pandemia che evidentemente non è cosa facile. Ma lo stesso disagio noi lo vediamo, l'abbiamo visto quest'estate nel nostro ambito, quindi in Piazza Mazzini. Molti di quei problemi derivavano, dei problemi che abbiamo visto derivavano appunto da giovani ragazzi molto spesso, alcune volte anche diciamo seconde o terze generazioni, quindi anche fra virgolette figli di immigrati che comunque fanno parte ormai del tessuto sociale, che purtroppo manifestavano questo disagio attraverso anche delle azioni di violenza. Purtroppo quest'estate sempre di più giovanissimi minorenni erano in possesso di coltelli, c'è un rapporto molto conflittuale con le sostanze, quindi sempre di più si sta abbassando la soglia di tolleranza nel consumo sia dell'alcol ma anche dei stupefacenti, quindi c'è un grande lavoro da fare, che non è semplicemente un lavoro di sicurezza, di repressione, ma è un lavoro di educazione, e su questo bisognerebbe anche cominciare a far passare un messaggio molto chiaro, che non è che tutti i giovani sono uguali, perché rischiamo poi di far passare il messaggio sbagliato. Quindi anche la valorizzazione dei talenti, dei meriti, premiare chi eccelle fa parte di questo percorso, che è quello appunto di consapevolezza nel rapporto con i ragazzi. Senta Sindaco, prima avevamo in diretta il questore di Venezia Mascio Pinto, abbiamo parlato di sicurezza a 360 gradi, di furti e rapine. Lei nei giorni scorsi al prefetto di Venezia Zappalorto ha lanciato un appello preciso per ridurre, diciamo così, il fenomeno dei furti in hotel che in queste settimane a Jesolo, come in tutta la costa veneta, sono per lo più chiusi. Ci sono degli aggiornamenti? No, allora, io ho voluto sentire il prefetto perché correttamente è l'autorità del governo sul territorio, quindi l'ho voluto informare della situazione, anche se evidentemente ne era consapevole. Il tema riguarda sicuramente le attività economiche che sono chiuse per la pausa invernale, ma riguarda anche le abitazioni. Purtroppo vedo, leggendo i giornali, che è un problema diffuso, quindi tanti altri sindaci hanno lo stesso problema. Purtroppo, e questo è quello che vogliamo cercare di portare alla politica nazionale, c'è un tema che la presenza di forze dell'ordine nel nostro territorio anche durante l'inverno non è più sufficiente per gestire un territorio che è molto ampio, che è in crescita demografica, che sta cominciando a vedere un allungamento stagionale, quindi
c'è un tema sicuramente che è quello di avere una maggiore presenza sul territorio. Noi come polizia locale, come amministrazione comunale, stiamo cercando di fare il possibile, quindi stiamo ampliando la videosorveglianza, abbiamo fatto maggiori assunzioni di polizia locale, stiamo mettendo fuori gruppi di 3 pattuglie che fanno servizi specifici negli orari più sensibili per i reati predatori, stiamo avviando con alcune zone del territorio che hanno manifestato la disponibilità il controllo del vicinato, stiamo implementando il nucleo sicurezza urbana nella polizia locale, però tutto questo non basta perché le forze dell'ordine ci dicono che sono conosciuti i responsabili di questi reati e molto spesso sono sempre le stesse persone. Il problema è che, e qui torniamo a una questione un po' più generale, non c'è la certezza della pena, quindi queste persone sono conosciute, molto spesso vengono anche identificate, ma poi restano a spasso, e questo è un problema evidente, e su questo non abbiamo poteri noi sindaci, ma nemmeno le forze dell'ordine hanno grandi possibilità di incidere. E siamo sempre alle solite, Bortolato. Sì, condivido quello che dice il collega di Jesolo, assolutamente. Anche a Mogliano abbiamo questo fenomeno dei furti in appartamento, furti in abitazione, che purtroppo non si riesce a bloccare. Non siamo fortunatamente ai numeri del pre-Covid, però comunque Mogliano ad esempio resta una città appetibile, tante villette, un tenore di vita alto, la possibilità di dileguarsi velocemente perché abbiamo 3 uscite autostradali, diverse strade che velocemente portano i ladri a scappare, quindi anche su questo stiamo lavorando. Abbiamo di fatto raddoppiato il numero di telecamere in città, abbiamo investito ben 700.000 euro in 3 anni, abbiamo avviato il controllo di vicinato che sta avendo un buon successo, però questo non basta. C'è stato anche un rinforzo dei carabinieri qua proprio per, visto il periodo, perché il periodo prima di Natale è un periodo caldo, abbiamo visto l'orario, è quello prima di cena in cui agiscono insomma questi malintenzionati, questi insomma criminali, però non basta, serve assolutamente certezza della pena e serve una legge più rigida su questo. Tra l'altro, lo abbiamo raccontato in apertura di questa prima edizione, ci siamo collegati con Casale sul Sile, la donna rapinata ieri sera da alcuni malviventi, proprio tra l'altro tra le 17 e le 18 è l'ora in assoluto più critica, e qui sì, la videosorveglianza serve, i rinforzi servono chiaramente, però poi c'è tutto il tema della certezza della pena, perché poi lo sappiamo anche noi cronisti, molto spesso gli autori di questi fatti sono sempre i soliti. Assolutamente. Insomma è un dato puramente numerico, statistico. Alleggeriamo un po' i toni, parliamo del Natale 2022 nei vostri comuni. Natale contrassegnato un po' da tagli, soprattutto alle luminarie, in molte realtà, però per esempio a Jesolo, vi mostro queste immagini, è area di Natale, c'è il Christmas Village e quindi insomma Jesolo si conferma capitale del Natale anche fuori stagione, sindaco De Zotti. Sì, allora noi abbiamo fatto una precisa scelta di campo ancora nel mese di agosto, quando abbiamo iniziato a programmare il Natale, perché nonostante il momento fosse delicatissimo, ricordo che durante l'estate il timore per il caro bollette era pesantissimo. Oggi viviamo una situazione un po' migliore, quindi si è un po' alleggerito questo peso, ma allora ci si poneva la domanda se in questa condizione economica fosse opportuno, sostenibile realizzare una rassegna invernale, e la risposta è appunto una scelta di campo, ovvero che l'amministrazione deve cercare di mettere in campo tutte le azioni possibili affinché i nostri operatori economici e le nostre aziende, che hanno a loro volta dei problemi importanti, possano avere delle attrazioni che permettano di sostenere i bilanci con nuove entrate e con la visita in città di molte persone. Abbiamo fatto ovviamente un'opera di razionalizzazione, perché comunque le luminarie sono state ridotte nel loro peso economico da 180.000 euro a 120.000 euro, quindi abbiamo fatto un sacrificio cercando però di dare omogeneità e presenza di luce in tutto il territorio. Abbiamo organizzato appunto il Christmas Village con una nuova logica, quindi organizzato direttamente dall'amministrazione, e sostanzialmente l'evento costa zero.
alle casse comunali perché si autoalimenta con le entrate delle casette. Quest'anno abbiamo dato anche una nuova conformazione che è quella meno legata al food ma più legata all'oggettistica, alla rivendita, e è stato molto apprezzato perché nel primo weekend abbiamo avuto 30.000 presenze. Nei prossimi giorni andremo a inaugurare il presepe di Sabbia, il Sen Activity, quest'anno in una nuova location di Piazza Brescia con il tema della pace. Avremo domani e dopodomani presente sul territorio il vescovo di Kiev che appunto sosterrà questo messaggio di pace. Abbiamo il presepe di ghiaccio e poi abbiamo molte altre attrazioni su un po' tutte le zone della città, quindi crediamo molto nel Natale, crediamo molto in Capodanno con la musica in piazza, con le radio e con il concerto di Elisa che è un pochino l'evento clou di questo rassegna natalizia, ecco. E questo a pochi giorni dal concerto, se non sbaglio, di Alessandra Moroso, quindi insomma siete in pieno fermento, Sindaco. A Mogliano invece? Sì, non siamo ai livelli di Jesolo, però comunque abbiamo voluto garantire un Natale con tantissime iniziative. A livello di luminarie, quest'anno la parola d'ordine era sobrietà, le abbiamo messe solamente nel centro storico e al Cese fino a mezzanotte, però appunto dicevo non abbiamo rinunciato ai tanti eventi, ai tanti concerti, cori, teatro. Abbiamo anche la festa del Radicchio nel weekend del 17 e 18 qui di dicembre, e poi abbiamo installato la pista del ghiaccio in piazza e vediamo che è apprezzata assolutamente. C'è bisogno di svago, insomma c'è bisogno anche di dare un po' di gioia, c'è bisogno ai nostri di un po' di leggerezza, assolutamente. Allora, grazie Christopher De Zotti, so che il sindaco di Jesolo ci deve lasciare, avevo promesso le 13:10, sono le 13:10, sindaco, grazie, buon lavoro. Puntualissimi, grazie e buon proseguimento. Arrivederci. Mentre Bortolato resta con me e adesso apriamo un'altra pagina. Penso sia già collegato, lo saluto e lo ringrazio come sempre, il nostro epidemiologo di fiducia, il professor Massimo Guerriero, biostatistico, epidemiologo dell'Università di Verona. Buongiorno professore. Prima però, se siete d'accordo, farei il punto della situazione influenza Covid a Padova. Possiamo stimare, visto che in Italia abbiamo circa 3 milioni di persone che fino adesso hanno avuto l'influenza, che per i padovani, per la provincia di Padova, siano stati almeno 50.000. Questa è la stima fatta dal Dipartimento di Prevenzione dell'ULSS Euganea sui padovani che hanno contratto l'influenza. Ed è appena iniziata, l'andamento infatti prevede un picco di contagi verso fine anno. Se ha un andamento più o meno di quelli degli anni precedenti, possiamo stimare che il picco verrà durante le vacanze natalizie. Quindi è anticipato e numerosi sono i casi. Intanto però continua a circolare il Covid. Al momento sono quasi 13.000 i padovani positivi. L'infezione, ci conferma il dottor Sbrogiò, è in calo, ma la circolazione è elevata. Che sintomi differenziano i due virus? I virus respiratori sono diversi, ce ne sono anche altri, adenovirus e rinovirus che circolano. Hanno sintomi generali piuttosto simili, diciamo dal raffreddore, la tosse, al mal di gola, un po' di febbre, dolori muscolari, dolori articolari. L'influenza tende ad avere una temperatura, una febbre un po' più alta, sostenuta per alcuni giorni, superiore ai 38 gradi, e diciamo, potrebbe essere uno dei sintomi come dire, più caratteristici. La diagnosi certa si fa con un tampone, quindi siamo in grado solo con quello di differenziare. Le opportunità di vaccinarsi contro l'influenza e contro il Covid sono molte. Resta valido l'appello a contattare il proprio medico. Quindi lo avete capito, se già non lo avete provato di persona, il combinato è disposto ormai fra Covid e influenza. Tra l'altro sul fronte del Covid sono 6.562 nuovi casi di positività in Veneto, questi dati del bollettino regionale. I decessi sono 21, quindi insomma è un numero ancora considerevole. Professor Guerriero, facciamo il punto. Dico bene quando parlo di combinato disposto, di mix fra Covid
e influenza, e da qui alle prossime settimane si rischia, non dico il caos, ma comunque di mettere in difficoltà le strutture sanitarie, le farmacie, proprio perché la gente poi non riesce a capire dove inizia uno e finisce l'altro, che cosa accadrà? E io comincerei sempre, come sempre, dalle sue slide e dai suoi numeri. Guardi, accadrà questo, che come dicevate bene nel servizio precedente, per capire se si tratta di Covid c'è un'unica strada, quella del tampone molecolare, e ci dà la garanzia praticamente assoluta di sapere se siamo infettati con il SARS-CoV-2 o con invece la influenza stagionale. Non ci sono altre strade, i sintomi non ci permettono di discriminare assolutamente tra influenza, il sinciciale o appunto il SARS-CoV-2. Ecco, e quindi solo il tampone può darci una risposta da questo punto di vista, chiaramente. Partiamo dai numeri, partiamo dal Covid e dalle tendenze, poi formuleremo delle ipotesi per le prossime settimane. Sì, se partiamo dalla prima slide che fa vedere l'andamento del virus, vediamo che la situazione in tutta Europa è molto somigliante. Questi sono gli infetti attivi ogni 100.000 abitanti e vedete che l'Italia non è diversa dagli altri stati europei. La situazione sembra apparentemente una situazione costante, normale, ma tenete conto che oggi questi numeri verosimilmente vanno almeno quintuplicati, perché come è noto ormai si ricorre pochissimo alla diagnosi di SARS-CoV-2 e questo è il vero problema. La mortalità, se andiamo alla slide successiva, si mantiene costante sui livelli che sono decisamente più bassi rispetto ai mesi e agli anni precedenti, ma che continua a essere non accettabile, e quindi dobbiamo continuare ad essere allertati e allarmati con riguardo soprattutto alla circolazione del virus. Tanto è vero che questo che stiamo dicendo viene giustificato dal fatto che sia le ospedalizzazioni che le terapie intensive sono in crescita. E perché sono in crescita? Perché evidentemente il virus sta circolando di più, altrimenti non avremmo osservato alcuna crescita nelle ospedalizzazioni in generale. E senta professore, ci stiamo abituando ad avere, a contare 10, 20, 25, 30 morti al giorno positivi al Covid, cioè questo è un problema. A mio avviso ci stiamo pericolosamente abituando, perché non sono i morti che pure si vorrebbe evitare dell'influenza, che è stagionale, che sono concentrati in pochi mesi dell'anno, ma sono morti che registriamo quotidianamente, ma per tutta la durata dell'anno. Quindi la mortalità legata al SARS-CoV-2 è ancora troppo alta e non possiamo certamente accettarla. Andiamo avanti con le slide. Queste ci indicano i nuovi positivi e i ricoveri sostanzialmente. Esattamente, indica la situazione del nostro Veneto. Vi faccio vedere con le frecce rosse ciò che vi stavo raccontando, cioè che di fatto c'è un innalzamento, vedete sull'estrema destra questo picco iniziale che sta partendo nelle ospedalizzazioni. È chiaro che la situazione delle ospedalizzazioni è ancora a livello numerico sotto controllo, però non possiamo non registrare il fatto che se non avessimo i vaccini questi numeri sarebbero molto più grandi. Questo va sempre chiarito, sottolineato, lo vediamo anche dalle curve degli anni scorsi, insomma, quindi i picchi del 2021. Ecco. Quindi, assolutamente sì. Il famigerato indice R con T. Ecco, questa slide vuole un po' riassumere la situazione, però appunto abbiamo visto che dai numeri sembra che il virus sia in una situazione di stallo in quanto a circolazione, però notiamo che ospedalizzazioni e terapie intensive stanno crescendo, quindi desumiamo che
sia l'incidenza settimanale che l'R-Conti in questo momento sono indici molto poco verosimili e che quindi dobbiamo, specie perché le festività natalizie sono alle porte, essere allertati perché non è certamente noto oggi il numero di positivi. Le dosi. Qui ovviamente il problema è quello che stiamo segnalando, se non sbaglio, da settimane, professore. La quarta dose fa difficoltà, nel senso c'è una difficoltà generale. La quarta dose non è decollata in generale e non è decollata neppure in quelle categorie definite appunto dei fragili, quelli che hanno almeno 80 anni di età e l'avvertimento deve essere proprio questo, cioè siamo ancora in tempo a vaccinarci prima delle vacanze natalizie che, come è noto, sappiamo che sono tipicamente contraddistinte, contrassegnate dal fatto che ci riuniamo in casa, stiamo parecchie ore tutti insieme, ci sono feste, ci sono aggregazioni in generale e abbiamo scoperto che le aggregazioni possono essere molto pericolose in termini di circolazione di virus e lo possono essere a maggior ragione per quella fascia di popolazione definita fragile. Quindi coloro che non avessero ancora fatto la dose di richiamo vada a farla prima possibile in modo tale da poter vivere anche con maggiore serenità le vacanze di Natale. Perché il rischio è poi quello di andare a ingolfare la struttura sanitaria immediatamente dopo le feste di Natale. Lo abbiamo visto nel 2020 e nel 2021, vero che i vaccini hanno fatto la differenza, ma c'è sempre questa percentuale alta di persone che non ha la quarta dose, soprattutto vedo over 80 senza quarta dose, 6 su 10 sostanzialmente. Sì, diciamo che c'è il rischio di andare a intasare gli ospedali se ci va bene, c'è il rischio anche di vedere poi entro la metà di gennaio una spinta ancora più vigorosa in seno alla mortalità. Influenza, professore. Ecco, l'influenza, questa è la mappa dell'influenza registrata in questo momento in Italia. Vedete che la situazione è molto diversa da regione a regione. Nell'ultima settimana c'è stato di nuovo un innalzamento, siamo passati da 9,5 casi ogni 1000 abitanti a 12,9 casi, ma in modo particolare lo abbiamo visto nella fascia 0-4 anni, che ha visto un aumento poderoso. Evidentemente qui la questione legata ai bambini è nota, però queste soglie sono questi valori sono molto allarmanti e va tenuto strettamente monitorata la situazione. Se andiamo alla slide successiva, vediamo che l'influenza sta crescendo grandemente. Questa è l'incidenza delle sindromi simili influenzali e vediamo che nelle ultime settimane si sta registrando questo forte innalzamento che, se andiamo alla slide successiva, ci fa capire che il picco sarà anticipato rispetto agli altri anni. Queste curve sono le curve che rappresentano l'andamento influenzale negli anni precedenti e, come vedete, siamo in una situazione analoga a quella registrata nel 2009-2010, in cui il picco influenzale è stato molto anticipato rispetto a quello degli altri anni. Gli altri anni generalmente lo registravamo verso la fine di gennaio e qui è verosimile che anticiperemo di circa un mese. Voglio farvi soltanto notare le due linee tratteggiate nere, perché rappresentano l'andamento dell'influenza nei 2 anni di Covid. Certo. E vedete che in effetti le curve sono rimaste molto basse, bassissima, la linea più bassa è proprio quella del lockdown del primo anno, 2020, e quella del 2021 pure è rimasta molto bassa. Fondamentalmente non c'è stata una grande circolazione di influenza e questo è stato dovuto al fatto che eravamo molto più attenti, ma in modo particolare, e queste sono misure che possiamo adottare anche oggi, in modo particolare ci tenevamo le mani molto pulite e utilizzavamo la mascherina in maniera molto più massiccia. E questo ovviamente serviva anche per prevenire l'influenza. Mi scusi, professore, l'influenza è già arrivata
o siamo di fronte in questo momento a sindromi parainfluenzali? Facciamo un po' di chiarezza, perché io non ho capito, devo essere franco. No, l'influenza è già arrivata, è già stata registrata da qualche settimana, per cui quelli che stiamo registrando in questi giorni, anche i dati questi che vi ho mostrato, che sono dell'Istituto Superiore di Sanità, indicano chiaramente che sono già stati isolati casi di influenza. Ok, mentre mi sembrano in aumento anche i sintomi parainfluenzali, se non sbaglio, è così? Sì, ma tutta questa sintomatologia è presente ed è in aumento, ma è presente da settimane sul territorio. Se vedete appunto i grafici che abbiamo mostrato in precedenza, lo chiariscono definitivamente, l'influenza è arrivata. E qui i consigli che ormai diamo puntualmente ogni mese, professore. Sì, ovviamente qua si richiama ad avere una lente di ingrandimento sui giovani, perché è la categoria, la fascia di età che è meno vaccinata in assoluto. Dopo evidentemente dobbiamo restare allertati sulla circolazione del virus. Richiamiamo fortemente all'esigenza di essere aggiornati con la campagna vaccinale, ma soprattutto in modo particolare tenersi pulite le mani è fondamentale, perché abbiamo ricominciato a stringerci le mani durante gli incontri, ad abbracciarci eccetera, e le mani sono un veicolo poderoso e quindi vanno tenute pulite, e soprattutto i locali devono essere arieggiati. Insomma, non bisogna abbandonare le buone pratiche dell'ultimo periodo, questo è. Assolutamente, sarebbe cosa buona per poter tenere sotto controllo questo virus che, come abbiamo visto, quando aumenta in circolazione aumentano anche i danni. Professore, le chiedo di rimanere ancora qualche istante. Sindaco Bortolato, lei che percezione ha? Nel senso, Covid, influenze, anche nell'operatività degli uffici? Ci sono diverse aziende, comuni che ci dicono cominciamo a riscontrare delle problematiche nella quotidianità. Sì, abbiamo appunto perso le buone abitudini, come si diceva prima, e che vanno portate avanti. Serve attenzione e serve fare i tamponi quando uno ha dei sintomi, assolutamente non confondere con l'influenza, anche perché sta girando l'influenza, sta girando il Covid, e questo lo vediamo in tante aziende che quando si crea un piccolo focolaio, mezza azienda sta a casa. L'ho visto anche in comune che alcuni servizi avevano dovuto sospenderli perché la gente era a casa o per il Covid o per l'influenza. Quindi importantissimo vaccinarsi, soprattutto anche per l'influenza, per i soggetti fragili, è importantissimo non perdere l'attenzione e non dimenticarsi che esiste, oltre all'influenza, anche il problema Covid che sta continuando insomma a girare. Io adesso vi porterei a Misurina, se siete d'accordo, perché in queste settimane ce ne siamo occupati parecchio. La chiusura che ormai è imminente di un luogo simbolo della riabilitazione dell'asma infantile, l'Istituto Pio XII. Una scelta dolorosa ma inevitabile. Il Pio XII di Misurina non riesce a sostenersi neppure con il contributo garantito dalla Regione Veneto. A fine anno, presumibilmente anche prima di Natale, il rinomato centro di diagnosi e cura dell'asma infantile, unicum in Italia e riconosciuto a livello internazionale, si inchinerà ai piedi delle Dolomiti. Il dato è quello che non arrivano bambini, non arrivano pazienti. Noi nel frattempo abbiamo comunque sempre riconfermato i nostri budget, 1.230.000, e nell'ultimo anno abbiamo anche rivisto in aumento le tariffe. Ma la situazione era e resta insostenibile, così la definisce la proprietà, l'Opera Diocesana di Parma, certa che il dissesto economico-finanziario del Pio XII possa mettere a rischio gli altri servizi resi dall'ente, sicché inutile è stato anche il tentativo della Regione Veneto di inserire fra i piccoli pazienti anche quelli con disturbi del comportamento per incrementare il numero degli accessi. Sono già arrivati dei gruppi di bambini da Treviso, però sappiamo che i numeri sono ancora molto distanti, però il nostro confronto e dialogo con la proprietà rimane aperto.
Le perdite economiche si aggirano sui 700.000 euro all'anno, i margini di recupero difficili da individuare. Noi abbiamo cercato di individuare i percorsi, di snellire i percorsi, di far conoscere anche questi percorsi proprio anche in conferenza Stato-Regioni, di far valere insomma la peculiarità e la specificità di Misurina rispetto appunto ai bambini asmatici. Dopodiché speriamo che effettivamente venga riconosciuto insomma questo presidio, che è un presidio sicuramente di eccellenza. I dipendenti del Pio XII saranno trasferiti nelle altre strutture dell'Opera Diocesana di Parma. In una nota pubblicata sul sito del centro, il presidente Roberto Arduini e la direttrice sanitaria Annalisa Cogo fanno sapere che oltre ad una lunga degenza, ad oggi sono ricoverati una decina di pazienti. Alcuni di loro sono già stati dimessi, altri sono arrivati per la terapia. Si continuerà così fino al 24 dicembre. Il Pio XII chiude, ma col desiderio di valorizzare e di mettere ancora in campo l'unicità dell'esperienza del centro nel panorama nazionale. È comunque un pezzo di storia che se ne va. Professor Guerriero, le chiedo proprio un commento a caldo da sanitario. Sì, ci sarebbe bisogno di un intervento di ordine maggiore, un intervento statale. Ecco, diciamo, vedere quell'istituto trasformato magari in un hotel sarebbe davvero un peccato. Sarebbe sconfessare una storia, dicevamo, lunga decenni. Bortolato è un istituto che nella storia recente è stato frequentato da tantissimi bambini provenienti da tutto il Veneto, ma non solo. Tante sono le lettere e le testimonianze che ci stanno arrivando, ci sono arrivate un po' da ogni angolo del nord-est e non solo. Assolutamente, è un istituto di eccellenza che piange il cuore a vederlo chiudere. Purtroppo è la sorte di tanti istituti, anche a Mogliano abbiamo l'Istituto Costante Gris, messo in ginocchio come tante altre RSA, come tanti istituti da questa crisi energetica che ha rovinato e minato i bilanci. Quindi la situazione è difficile. Diciamo che le strutture che già erano fragili hanno avuto una mazzata. Il colpo di grazia, assolutamente. Poi, insomma, intendiamoci, qui siamo a Misurina, siamo in un territorio dal punto di vista altimetrico anche di un determinato tipo, le spese energetiche sono incredibilmente alte. Assolutamente, poi l'edificio storico è obsoleto, è sicuramente energivoro, ma come tanti altri istituti o RSA che oggi si vedono delle bollette stratosferiche e la soluzione non basta aumentare le rette, deve esserci un intervento importante da parte del governo e della regione. Proprio su questo abbiamo nell'ultimo consiglio comunale, per quanto riguarda le RSA per anziani, fatto anche un ordine del giorno che chiede questo impegno. Mi è venuto come un flash, nel senso, ne abbiamo parlato e cominciano a esserci delle prime avvisaglie. Caro energia, caro gas, le famiglie più in difficoltà che restano in case fredde, soprattutto anziani. Anche questo è un problema che può diventare sanitario, professor Guerriero. Ma, può diventare sanitario perché sappiamo che il freddo non fa troppo bene al nostro corpo e quindi questo ci può essere. Speriamo di non dover assistere a questo problema, perché sarebbe veramente di una tristezza unica. E per quanto riguarda anche Misurina, noi dobbiamo pensare che non dobbiamo spendere di più in sanità, dobbiamo certamente spendere meglio. Questo è un messaggio importante. Sindaco Bortolato, un'ultima battuta proprio su questo. Come le vede le famiglie moglianesi in questo Natale 2022 alle prese con questo caro bolletta che comunque c'è e insomma si vede e si sente? Famiglie sempre più in difficoltà nel riscaldare la casa, ma anche nel fare la spesa. Abbiamo visto anche l'aumento insomma, della spesa del carrello. Abbiamo messo in piedi molti aiuti, però non bastano, serve un intervento importante da parte del governo. Abbiamo visto comunque già delle prime misure importanti, ma serve probabilmente anche eliminare tutta quella speculazione che c'è dietro alla vendita dei carburanti e dell'energia e che c'è dietro anche magari anche alla spesa alimentare.
Io vi ringrazio, grazie Sindaco Bortolato, grazie al Professor Massimo Guerriero, grazie davvero, buon lavoro, noi ci aggiorniamo presto, magari sotto le feste, professore, così capiamo come procede un po'. Io vi ricordo in ultimissima battuta il sondaggio di Ring questa sera, che torna in prima serata con il vice direttore Ferdinando Avarino. Un ticket per entrare a Venezia, giusto? Se sì il numero quello in verde, se no il numero quello in rosso. La chiamata come sempre è gratuita e ospiti di Avarino saranno Giuseppe Pan della Lega, Giacomo Possamai del Partito Democratico, Fabio Crea di Fratelli d'Italia. Si parlerà poi di marmolada, di questa marmolada che non riapre per carenza di neve, con Andrea De Bernardin, sindaco di Roccapietro, e Tiziana Bolognani, la nostra collega. Poi un focus dalla montagna alla laguna su Venezia, con il caso del ticket, con Marco Gasparinetti di Terra e Acqua e Ilaria Marchiori, sempre nostra collega del gruppo Media Nord-Est. Noi rientriamo in diretta alle 18:30 con l'edizione regionale 19 Venezia, 19:30 Treviso con Belluno, ma subito dopo il meteo e la pubblicità rientreremo in diretta con la straordinaria A3 con un focus sui temi della sanità. Parleremo di prostata e tumori urologici con il dottor Claudio Valotto, che è direttore dell'unità operativa complessa di urologia all'ospedale dell'Angelo di Mestre. Noi, se lo vorrete, quindi ci vedremo fra qualche minuto. A fra poco. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Bentrovati al meteo. Aumenta temporaneamente la pressione sul nostro territorio, dunque torna il bel tempo. Vediamo insieme il dettaglio di martedì 6 dicembre. Sul Veneto la giornata trascorrerà con un tempo asciutto, cielo da sereno a poco nuvoloso, ma con varie riduzioni della visibilità in pianura e nelle valli durante le ore più fredde, in parziale sollevamento soprattutto sulle zone centro-settentrionali della regione. Temperature in lieve calo, minime tra lo 0 e i 4 gradi, massime invece comprese tra 7 e 8 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Al mattino avremo una nuvolosità più consistente, specie su pianura e costa, con locali foschie. A seguire sarà via via più sereno. Temperature minime tra 1 e 9 gradi, massime sui 9-12 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige. Avremo poche novità, tempo molto soleggiato con qualche nube residua, ma insomma senza conseguenze. Temperature minime intorno allo 0 o di poco inferiori, massime sui 7 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna.